pensamento mi peccate smora sul coro. Ma simonia volare non fi basta danza forza e sulento che una storia che vola di nardo raios che in cielo Sanzelo meo che una storia che vola di nardo raios che in cielo Sanzelo meo. Non ci indurre in tentazione, ma libera ci da male. O divino evangelista, Evangelio sagrado, Sieda nostra avvocato, Santo Marco Evangelista. Una volta alla festa si andava a piedi e a cavallo, Nostro avvocato, e alcuni, quelli che potevano permetterselo, anche col carro. Un carro a buoi, con gli animali ben lustrati e le campane al collo, e le donne a cantare, insieme agli uomini e ai ragazzi, i gozos del santo. Importante, comunque, era andare alla festa. Un'occasione pressoché unica per socializzare e sfuggire all'eterna fatica dei giorni. Oggi magari non è più così, ma si va sempre in massa alla festa. Perché in ogni paese c'è sempre una chiesetta sulla collina che si apre una volta o due all'anno per ospitare il santo patrono e i suoi fedeli. A fianco le cumbessias, le casette che albergano i confratelli delle varie associazioni religiose. Sentita questa occasione come un ritorno al passato, alle origini del mondo, ad un mondo pulito e genuino, ad un mondo che c'era e che oggi non esiste più. Un ritorno al selvatico, all'aria pulita dei tempi andati. oh, io mi arrangio, Permesso? Grazie.
Tres Nuragues, il piccolo centro della Planargia dove oggi si celebra la festa. Disteso sul ciglio di un altipiano da cui si domina un paesaggio mozzafiato di mare e di collina, verde di ulivi. È anche rinomato per essere nella famosa zona della Malvasia. Nel suo territorio sono stati rinvenuti reperti risalenti a varie epoche, a partire dal Neolitico antico. Tres Nuragues deve il suo nome al fatto di essere sorto attorno a 3 dei 20 nuraghi edificati nella zona. Si pensa che fosse un importante centro di smistamento per l'ossidiana, l'oro nero del periodo, che dal Monte Arci raggiungeva l'Italia. Qui la festa più importante, Sa Festa Manna, è dedicata a San Marco, il cui culto a Tres è antichissimo, come documentano fonti storiche che lo citano sin dal 1500. Discepolo dell'Apostolo Paolo e poi di Pietro, San Marco è considerato l'autore dell'omonimo Vangelo, il primo, secondo la maggior parte degli studiosi. Ucciso ad Alessandria d'Egitto, le sue spoglie furono trafugate a Venezia, dove viene raffigurato come un leone alato a simboleggiare la sua potenza e l'elevazione spirituale. Qui a Tres Nuragues, San Marco si festeggia ad aprile e a settembre. Col clima mite quindi, anche se a volte nel cielo settembrino compaiono nuvole minacciose, sempre più scure. La processione va avanti ugualmente, preceduta dai cavalieri elegantissimi nei loro abiti di velluto scuro. Seguiti da un altro gruppo in maglietta bianca e pantaloni neri, che comprende anche alcune amazzoni. San Giovanni. Poi arrivano i confratelli, in abito bianco e mantella di stoffa scura, della Confraternita del Rosario. Gli altri, in abito bianco e senza mantella, appartengono alla Confraternita della Santa Croce. Dietro, portato a spalla, il simulacro del Santo, coi sacerdoti che alternano canti e preghiere, seguiti da un lungo stuolo di fedeli che hanno scelto di accompagnare il Santo a piedi lungo il percorso che porta verso la chiesetta campestre, nonostante un cielo plumbeo che minaccia tempesta. San Lorenzo, prega per noi. San Giorgio, prega. Altri arrivano in macchina e attendono l'arrivo del corteo nella grande piazza, o girando d'intorno a scoprire il magnifico paesaggio che da lassù è possibile ammirare. Da qui è possibile anche scorgere i resti della vecchia cartiera regia. Infine spuntano i cavalieri, bagnati dal violento acquazzone
che ha inzuppato tutto il corteo, escluso il santo, che mani pietose hanno provveduto a ricoprire con un involucro di plastica. Santo e fedeli infine entrano in chiesa, dove i sacerdoti officiano la messa. Per San Marco è stato così, neanche la morte, è morto per non essere separato da Cristo. Allora siamo qui proprio perché vogliamo accogliere l'insegnamento di San Marco. Questa è la base fondamentale. Se non c'è questo, tutto il resto è in più. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Non mancano alla fine i Gosos, le lodi in onore del santo. O divino coronista des Evangelio Sagrado, sieta nostra avocado, Santo Marco Evangelista, sieta nostra avocado, Santo Marco Evangelista. Perfetto historiadore des Evangelio Sagrado, che somondas del guiado in sa via eso Signore, resistende a suo furore desa gente ribellista, sieda nostra avocado, Santo Marco Evangelista, sieda nostra avocado, Santo Marco Evangelista. In Cirene se zilnado, sitto in San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, San Giovanni, Prega per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, Pregate per noi. San Marco, Prega per noi. Santa Maria Maddalena. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quei giorni ancora una volta si era radunata una gran folla. Vedendo che non avevano da mangiare, Gesù chiamò i suoi discepoli e disse: questa gente mi fa pena. Già da 3 giorni stanno con me e non hanno niente da mangiare. Se li lascio tornare a casa digiuni, si sentiranno male lungo la strada, perché alcuni vengono da lontano.
Signore, ascolta la mia preghiera. Il mio grido giunga a te, Signore, sia con voi. e con il tuo spirito. Preghiamo. O Dio onnipotente, umilmente ti preghiamo, proteggi, benedici, santifica questi campi. Donaci frutti sufficienti e preservali dalla grandine, dalle tempeste e da ogni male. Per Cristo nostro Signore. Amen. O divino Evangelho sagrado, sieda nostra avvocado, Santo Marco Evangelista, sieda nostra avvocado, Santo Marco Evangelista. Finita la messa, è il ballo che riprende il suo posto di protagonista. Poi, ormai è l'ora del pranzo, entrano in campo i cosiddetti obrieri della carne, un gruppo che ogni anno provvede a fornire agli ospiti un bel piattone di carne di pecora con qualche fetta di pane, con cui ci si può sfamare. Grazie. Grazie, auguri a tutti. I più giovani preferiscono fare capannello attorno allo stand della birra, mentre altri cominciano ad assaggiare il torrone, altro elemento che non può mancare in una festa che si rispetti. Poi i più ritornano nelle loro abitazioni e si preparano per il rientro del santo in paese, che arriva a Tres Nuragues verso l'imbrunire, coi cavalieri, i confratelli, i sacerdoti e tutto il popolo dei fedeli. Stavolta, per il rientro, ci sono anche i costumi di Tres Nuragues e dei paesi vicini a sfilare. Poi, ancora la benedizione eucaristica,
il ringraziamento del sacerdote a quanti hanno organizzato e reso partecipata alla festa e il classico augurio a Meda Sannos. Tutte le confraternite che sono qui presenti, vi ringrazio davvero di cuore, saluto i gruppi folcloristici, saluto il sindaco, saluto i carabinieri. Terminata la funzione, c'è ancora l'offerta di una gustosa cenetta a base di gnocchetti, salumi e formaggi. E alla fine, ecco nel cielo della notte apparire improvvisi i fuochi d'artificio, anche questi immancabili elementi di una festa, che pur essendo a carattere religioso, riesce almeno per una volta ad accomunare tutto il popolo di Tres Nuragues.